Il sito più visitato, la Valle dei Templi di Agrigento, con quasi 10.000 presenze, bene anche Selinunte e Segesta. L'isola del Trapanese devastata dalle fiamme, in salvo ospiti eccellenti come Giorgio Armani, 2 gli incendi dolosi. Falsi attestati di sicurezza sui luoghi di lavoro, 20 gli indagati. Il comune dovrebbe dismetterli e invece li usa, parliamo degli impianti pubblicitari abusivi di Agrigento. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In Sicilia il Ferragosto è culturale, 37.000 visitatori a parchi archeologici e musei. Il sito più visitato è stato la Valle dei Templi di Agrigento con quasi 10.000 presenze. Buoni risultati anche per la casa Pirandello, senza dimenticare Selinunte e Segesta. Il nostro direttore Arturo Cantella. Sono stati 37.237 i visitatori che hanno affollato i parchi archeologici e i musei regionali la scorsa domenica e lunedì 15 agosto, facendo registrare quasi 3.000 presenze in più, con un incremento del 7,82% rispetto alle stesse giornate dell'anno precedente. Lo rende noto l'assessorato regionale beni culturali alle identità siciliane in base alla rilevazione degli ingressi in 61 luoghi della cultura siciliana. Nel dettaglio sono stati 18.405 gli ingressi di domenica, 14 e 18.832 quelli della giornata di Ferragosto. Il grande afflusso di visitatori è stato reso possibile, sottolinea l'assessorato, grazie all'impegno dei lavoratori dei beni culturali che hanno garantito come sempre le aperture dei siti. Il luogo più visitato rimane sempre il Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, con 9.953 nelle 2 giornate, un incremento di 365 visitatori rispetto all'anno precedente. Debutto quest'anno anche per la Biblioteca Museo Luigi Pirandello, che nei 2 giorni festivi ha fatto registrare 387 visite. Al secondo posto tra i luoghi della cultura più visitati si registra il Teatro Antico di Taormina con 6.715 ingressi in 2 giorni, 863 in più rispetto a un anno fa. All'interno del Parco Archeologico di Naxos e Taormina, bene anche Isola Bella con 1.190 ingressi, con il doppio rispetto all'anno scorso. Incremento di 206 visitatori anche in un'altra area archeologica di grandissimo richiamo, quella di Neapolis e dell'Orecchio di Dionisio a Siracusa. In totale nelle 2 giornate di metà agosto sono stati registrati 4.262 visite. Le meraviglie della Magna Grecia, bene anche gli altri 2 siti archeologici, quelli di Selinunte con 2.855 ingressi, più 506 rispetto al 21, e Segesta con 2.278, più 376 rispetto all'anno precedente. A Catania segno positivo per le visite al Teatro Romano e all'Odeon, 1.040 totale nei 2 giorni, ingressi più che raddoppiati nell'area archeologica di Tindari, 520, addirittura il doppio contro i 233 dell'anno precedente. Quindi infine Gela, nelle 2 giornate festive sono stati registrati 585 ingressi alla mostra d'Ulisse in Sicilia, i luoghi del mito, recentemente inaugurata dal presidente della regione Musumeci presso il Bosco Littorio. A Palermo c'è da registrare il balzo avanti dei visitatori al Museo d'Arte Moderna e Contemporanea Palazzo Riso con 295 ingressi, più 208 rispetto al 2021. Naturalmente a Agrigento, nuovo progetto per valorizzare la rupe atenea. La proposta presentata da Coop Culture risponde ad uno specifico bando del Ministero del Turismo. Vediamo. Naturalmente Agrigento, il comune di Agrigento ha individuato l'idea progettuale volta alla valorizzazione turistico-culturale del territorio del sito UNESCO Valle dei Templi, promosso dal Ministero del Turismo per un valore di 440.000 euro.
Il progetto, naturalmente Agrigento, è stato presentato da Coop Cultura e selezionato a seguito di un avviso pubblico dello scorso 16 giugno e ha come obiettivo incrementare il proprio posizionamento come destinazione, avvicinare la città verso nuove tecnologie, aumentare la sostenibilità come target di riferimento del settore per il futuro. Abbiamo colto a volo l'opportunità data dal Ministero del Turismo, ha dichiarato l'assessore al turismo del comune di Agrigento Francesco Piccarella, promuovendo un avviso per la selezione progettuale e raccogliendo interessanti idee. Il progetto selezionato prevederà la realizzazione di un'app e mappe interattive per la fruizione dei percorsi naturalistici, un servizio di bike sharing elettrico, manutenzione straordinaria e il ripristino di un luogo di Agrigento particolarmente interessante, quello di Rupe Atenea, Valle dei Templi, e una serie di attività promozionali con l'obiettivo di aumentare la presenza media dei turisti nella nostra città. Un uomo di 73 anni, Giovanni Mariotta, pensionato, noto per essere un appassionato di arti marziali, è morto nella tarda serata di ieri a Scicli, in provincia di Ragusa, a causa dell'esplosione di una bombola del gas. È accaduto in via Fiumara. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la protezione civile regionale con le unità cinofile per la ricerca dei dispersi. Il corpo senza vita dell'uomo, che viveva da solo, è stato individuato ed estratto dalle macerie. Un quindicenne di Santa Elisabetta è rimasto ferito al piede sinistro dopo essere rimasto incastrato in un macchinario utilizzato per sgusciare le mandorle. L'incidente è avvenuto all'interno dell'azienda agricola di proprietà del ragazzino. Immediati soccorsi con il trasporto in elisoccorso in una struttura sanitaria del Palermitano, dove attualmente il giovane si trova ricoverato. Per fortuna non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando i carabinieri della stazione di Santa Elisabetta. Sull'isola di Pantellerie, in provincia di Trapani, un grosso incendio. L'isola del Trapanese è stata devastata dal fuoco. 2 sarebbero stati gli incendi che si sono propagati appiccati dolosamente. 30 gli sfollati. I dettagli nel servizio. Paura, fuga, devastazione, la sensazione che solo un miracolo abbia impedito che ci fossero vittime. L'incendio che ha colpito Pantelleria, che varie fonti definiscono doloso, adesso però è sotto controllo. Lo conferma il Dipartimento regionale della Protezione Civile. I tecnici e volontari hanno rassicurato sulla situazione. Le abitazioni sono state lambite dalle fiamme, bruciati alcuni canneti dei tammusi e le tettoie in legno. I danni più ingenti riguardano la macchia mediterranea, pesantemente interessata dalle fiamme. I Canadair della Protezione Civile Nazionale e dei Vigili del Fuoco in azione anche con squadra a terra sono stati mobilitati operando per spegnere gli ultimi punti di fuoco sulla vegetazione per passare in mattinata alla fase di bonifica. Il direttore generale Salvatore Cocina ha seguito e coordinato tutta la notte le operazioni di soccorso e gli interventi di spegnimento in stretto raccordo con il presidente della regione Nello Musumeci e il Dipartimento Nazionale. Ai volontari di protezione civile, che sono partiti nella notte tempestivamente e hanno presidiato le abitazioni con 2 mezzi in zona Calacottone, si sono aggiunti all'alba, dopo una notte di paura, altri volontari e mezzi della protezione civile regionale, dei vigili del fuoco, del corpo forestale della regione. Nella notte 30 turisti in fuga dalle fiamme sono stati fatti allontanare via mare dalle motovedette, spiega la Guardia Costiera. Evacuate diverse abitazioni di turisti eccellenti, come quelle di storici frequentatori della Perla Nera del Mediterraneo, come Giorgio Armani. Diversi hanno trovato rifugio sulle proprie imbarcazioni, alcuni sono stati ospitati dallo yacht di Armani. La Procura di Marsala ha aperto un'inchiesta. È un tipico scenario da incendio doloso, dice ad Agi il capo della Protezione Civile siciliana Salvatore Cocina. Mi dicono che è stato appiccato in più punti contemporaneamente, almeno 2, nel tardo pomeriggio, quando con l'avvicinarsi del buio i Canadair non possono operare e imperversava lo scirocco. Insomma, ad appiccare le fiamme sarebbero state mani criminali, ma dovrà essere l'inchiesta ad accettarlo, che intende verificare anche altre piste, e cioè se le amministrazioni pubbliche abbiano fatto quanto dovevano per tutelare il territorio e quindi se anche incurie e omissioni abbiano avuto un ruolo. Uno scenario altrettanto grave di quello doloso.
Un raid che a tutti i contorni dell'intimidazione è stato messo a segno la scorsa notte all'interno di un fondo agricolo di proprietà di un 57enne di Canicattì in contrada Caizza Giummello. Ignoti sicuramente più di una persona sono entrati nel terreno tranciando i cavi di metallo a sostegno delle viti e hanno abbattuto oltre 1000 pianti di uva Italia prossime alla raccolta. Secondo una prima stima il danno ammonterebbe a circa 35.000 euro. A fare la scoperta è stato il proprietario del fondo agricolo, che ha poi denunciato tutto agli agenti del locale commissariato. Al via le indagini per risalire ai responsabili e alla motivazione alla base del gesto. Un incendio la cui natura è oggetto di accertamenti ha danneggiato Villa Bordonaro in contrada Carlino a Canicattì. Si tratta di un'antica dimora del 1200 con dettagli arabo-normanni utilizzata per banchetti nuziali. Un'anziana ultra settantenne era rimasta bloccata al primo piano della struttura insieme al suo cane. Entrambi sono stati tratti in salvo dai pompieri. Non c'è nessuna certezza sulla natura del rogo, potrebbe però non essere di matrice dolosa. Verranno adesso acquisite le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza che quasi certamente riusciranno a fare chiarezza sull'accaduto. Falsi attestati sicurezza sui luoghi di lavoro nel Palermitano. 20 gli indagati. I dettagli nel servizio. Un vero e proprio commercio di attestati falsi a beneficio di imprenditori, clienti e lavoratori, con la necessità di dimostrare agli enti di vigilanza che le loro imprese sono inappuntabili sul piano della sicurezza nei luoghi di lavoro. È quanto emerso nell'operazione Fake Courses, condotta dai carabinieri della Procura di Termini Imerese in tandem con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Palermo. Sono 20 le persone indagate, accusate a vario titolo di truffa aggravata, falsità materiale, falsità ideologica, esercizio abusivo della professione di medico, all'esito delle indagini preliminari disposte e coordinate dalla Procura. Tessere di un puzzle creato per aggirare le norme che regolano la formazione dei lavoratori è disposto a mettere a repentaglio l'incolumità degli stessi pur di far apparire le aziende beneficiarie virtuose compagini che hanno a cuore la sicurezza nei luoghi di lavoro. Diverse centinaia di documenti contraffatti, 700 circa, sono stati trovati e sequestrati nella sede legale di una delle società coinvolte nel corso delle perquisizioni domiciliari disposti dai PM. Un'operazione che svela anche uno dei motivi dei continui infortuni sul lavoro. Vengono impiegati operai che non conoscono tutte le procedure che consentono di svolgere l'attività lavorativa in relativa sicurezza per sé e per gli altri. Diverse centinaia di lavoratori e datori di lavoro dunque che hanno svolto le loro mansioni sulla base di attestati falsi ottenuti in relazione a corsi mai frequentati o frequentati in misura parziale o in maniera difforme in relazione a quanto previsto dalle specifiche norme. Bastava semplicemente versare al professionista compiacente, amministratore o presidente di un fantomatico ente non iscritto nell'apposito albo della regione siciliana la cifra prevista dal tariffario proposto e si otteneva in brevissimo tempo un attestato apparentemente regolare. In diversi casi è stata accertata la sostituzione dei docenti abilitati firmatari degli attestati con altri non abilitati alla relativa formazione professionale. Un giro d'affari di svariate centinaia di migliaia di euro che dà la misura di un fenomeno. Le indagini sono scattate dopo un controllo sanitario da parte dell'ASP in un esercizio pubblico di Misilmeri e poi estese a tutta la provincia. Momenti di panico per un principio di incendio sviluppatosi all'interno di un furgone carico di fuochi d'artificio in transito lungo la strada provinciale 19 in territorio di Alessandria della Rocca. Il conducente del mezzo si è accorto immediatamente di una fiammata proveniente dal vano motore e ha avuto la prontezza di arrestare la marcia, abbandonare l'abitacolo e chiamare immediatamente i soccorsi. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e carabinieri della locale stazione con i militari della compagnia di Cammarata. Secondo una prima ricostruzione, a innescare il rogo sarebbe stato un cortocircuito dell'impianto elettrico del furgone.
Impianti pubblicitari abusivi ad Agrigento, il comune dovrebbe dismetterli ed invece li usa. Il nostro direttore Arturo Cantella. Il Codacons di Agrigento ritorna a denunciare la situazione degli impianti pubblicitari certificati abusivi dallo stesso comune, utilizzati addirittura per affiggere comunicazioni dello stesso ente. Quando diciamo e scriviamo è l'evidenza, è davanti agli occhi di tutti. Il 13 aprile del 2021 abbiamo segnalato, continua il Codacons nel suo comunicato stampa, all'amministrazione comunale alcuni impianti pubblicitari abusivi. Abbiamo chiesto il ripristino della legalità. Il 5 giugno sempre del 2021, dopo aver certificato dallo stesso comune che avevamo ragione, a distanza di appena 50 giorni, avevamo affermato che il risultato era sotto gli occhi di tutti, avevano iniziato a dismettere gli impianti da noi segnalati e avviato il ripristino della legalità. Come Codacons non potevamo che ritenerci più che soddisfatti e complimentarci con i dirigenti di turno e il sindaco Miccichè per la celere conclusione di una problematica che poteva solo nuocere all'immagine politica e amministrativa della nostra città. Poi tutto si è fermato, continua il comunicato stampa del Codacons. Per i vertici dell'amministrazione comunale la causa era dovuta alla carenza di fondi. Oggi, a distanza di oltre un anno, gli impianti che non si erano disinstallati, caricando le spese a chi li aveva installati abusivamente, così come dice la normativa, alcuni dei quali in piena zona A, al villaggio Mosè, sono ancora al loro posto e vengono addirittura utilizzati dallo stesso ente per pubblicizzare comunicazioni del comune, come dire il comune è il primo ente abusivo. Questa è la segnalazione del Codacons, nella speranza che il comune si attivi alla dismissione degli impianti pubblicitari abusivamente installati. L'arte travalica ogni confine, a Modica la mostra internazionale Confini ed Aperture. Vediamo. Di questa mostra che avremmo dovuto fare già poi, come tutti sappiamo, finalmente siamo qua. Cutti ha voluto la parte del Nord Kalot, dalla Svezia, Norvegia, Finlandia, spazio libero. È un progetto che parte da lontano, perché questa mostra nasce da un'idea di Giuseppe Colombo, che è stato il tramite tra Modica e la Finlandia. Poi abbiamo avuto tanti contatti evidentemente per mail, anche per telefono, per WhatsApp. E in pratica sono 2 o 3 anni che questa mostra viene rinviata, perché ad un certo punto è arrivato il Covid, è cambiato tutto, quindi i finlandesi sono rimasti bloccati e non si è potuto fare più niente. Però l'idea, il progetto è andato sempre avanti, anzi si è perfezionato, si è arricchito sempre di più. Finalmente ci siamo, finalmente questa collaborazione tra 10 artisti, per lo più finlandesi, che sono molto felici di essere a Modica per presentare questa mostra in Italia. Loro dicono in Italia, io preferisco dire Modica. E niente, la mostra è patrocinata dall'ambasciata finlandese in Italia, perché il progetto è molto importante, a loro interessa molto questa visibilità a Modica di questa mostra. È una mostra di incisione e di litografie che magari non tutti conoscono bene le tecniche per arrivare al risultato finale, e per questo ci sono dei video che sono stati girati interamente da loro in Finlandia durante la lavorazione, durante la produzione delle opere, e che si potrà vedere e ascoltare durante la visita della mostra. Quindi stasera la inauguriamo e siamo ben contenti di questo. Partiamo dal successo di ieri, insomma, lo voglio dire, dal concerto di Vecchioni, passiamo a tutt'altro, passiamo di nuovo ad una mostra di pittura. L'importante è esserci sempre. L'elemento unificante è un elemento di lunga durata, insomma, perché se ci sono elementi che rimandano, ecco, a classici dell'arte dal Rinascimento in avanti, dall'altra però c'è anche lo sperimentalismo della contemporaneità per alcuni versi. La mostra è molto varia, che in fondo è diversa perché da un lato ci fa capire la cultura finlandese, se vogliamo, di quegli spazi, soprattutto laddove ci sono paesaggi legati alle distese di ghiaccio, oppure anche paesaggi legati alla
alle foreste. Abbiamo anche la fotografia presente in qualche artista, quindi come tale c'è una varietà straordinaria, ed è singolare che un gruppo di artisti finlandesi esponga a Modica, cioè siamo alla periferia dell'impero tra il nord e il sud, tra l'insostenibile caldo, direi, di questi giorni delle regioni del sud e il persistente freddo fisico del nord, dove la sauna però viene ad essere impegnata per determinare una condizione reale di esistenza in altri luoghi. In altri termini, dalla terra dei salmoni alla terra delle triglie, insomma, se vogliamo, mondi molto lontani per alcuni aspetti, ma vicini nella condizione umana e della creatività degli artisti. Penso che scopre le cose di cui parlava signor Nifosi, che nell'arte occidentale le scuole finalmente non sono tanto lontani uno dall'altro, cioè se un'immagine è figurativo sarà nella stessa tradizione, se invece è astratto si troverà, come per esempio da canto il collega Matti Hintikka, si vede un astrattismo lirico che già ha i suoi radici negli anni 50-60 in Francia, oppure nei lavori degli altri scandinavi più tardi. Però parliamo di un momento anche in questa mostra di verticalità estrema, perché voi siete quasi al livello d'Africa e invece Elina Landsman, uno di noi, abita a 3 chilometri solo dalla frontiera norvegese, quindi c'è veramente un parallelo enorme verticale, e in questo l'arte comunque riesce a creare un dialogo. Maestro Colombo, questa mostra approda a Modica e approda anche grazie a lei, perché ha fatto da trade union. Sì, era una mostra che dovevo agli amici finlandesi, perché mi hanno invitato per 8 anni circa ad esporre insieme a loro in tutta la Finlandia, dalla parte del sud a Helsinki fino alla parte del nord, a Rovaniemi, a est a ovest. Ci tenevo moltissimo a portare il loro lavoro, che è di altissima qualità, a Modica. Era stato rinviato per un paio d'anni a causa del Covid e temevo di non riuscire a realizzare, a chiudere questo cerchio, diciamo. Per fortuna le cose sono andate diversamente, tutto si è sbloccato, il lockdown ormai è una cosa dimenticata a quanto pare, e siamo riusciti appunto a portare una parte della cultura molto riconosciuta del nord Europa, quindi nel profondo nord al profondo sud. Tecnicamente era una cosa molto complicata, perché sono più di 100 litografie. Quindi abbiamo deciso di fare un allestimento senza cornici, quindi il trasporto è stato molto più agevole, e devo dire che la mostra si presenta molto più snella, molto più agile, anche più fresca, ecco, nella fruizione. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Calcio eccellenza, nuovo acquisto per l'Akragas. Scopriamo chi è il nuovo portiere. Vediamo. Antonio Elesai è il nuovo portiere dell'Akragas. La domanda sorge spontanea, la tua carriera parla da sola, hai esperienza in Serie B, in Serie C, anche in Europa League, e allora ti chiedo perché hai scelto l'Akragas, cosa rappresenta per te il torneo di eccellenza? Penso che sia un bel trampolino di lancio e ci tengo a fare bene e portare la società dove è giusto che meriti che sia. Primi giorni di allenamento che Akragas sta nascendo. Il direttore e la società qui insieme allo staff penso che stanno facendo una rosa molto importante, e sicuramente l'obiettivo è quello di fare molto bene e vincere il campionato. Mi dai un giudizio sullo staff tecnico, sulla società e anche sulla tifoseria che hai visto, hai sentito durante le amichevoli?
Sicuramente la tifoseria è una delle piazze più importanti, sono in tanti, sono sempre a sostenerci. Lo staff tecnico penso che sia in eccellenza, è raro trovare uno staff tecnico così perché curano ogni minima cosa nei minimi particolari e sono maniacali. Cosa ti aspetti da questa stagione? Mi aspetto dei buoni risultati sia sportivi e di fare al massimo per la società e per la squadra. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.